questi giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà, canterò della tua bontà. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la divina esaltiamo. Dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tu, Signore, sei re. Gesù,
Carissimi, pace nel Signore, buongiorno a tutti. Che meraviglia poter essere qui con voi stamattina per lodare, innalzare il nome santo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Benvenuti alla preghiera del mattino. Questo è un programma di Shea Damiti, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. E io sono il pastore Victor Lopez, e sono con voi stamattina per bontà e misericordia del nostro Signore. Grazie perché sei qui con me, partecipando di questa preghiera. Che Dio benedica a te, la tua casa, la tua famiglia. Un abbraccio grande a ogni persona che è in diretta con noi. Non dimenticare di lasciare il vostro mi piace. Tu che non sei ancora iscritto su questo canale, vorrei invitarti a iscriversi, a fare parte di questo canale, perché siamo una grande famiglia e nelle mattine di martedì e giovedì noi abbiamo la preghiera del mattino, che è una benedizione per ciascuno di noi. Certamente ogni mattina della preghiera il Signore ci consola, ci parla, il Signore è grande. Vorrei mandare un saluto a tutti i miei fratelli delle basi missionarie di Shea Damit. Un abbraccio a tutti i miei fratelli delle basi missionarie di Shea Damit. Che Dio vi benedica. Un abbraccio grande grande a tutti nel nome di Gesù. Sto girando il link della preghiera a tutti. Fate uguali, cominciate a condividete il link della preghiera che avete ricevuto sul vostro status di WhatsApp, su Instagram, dappertutto. Mandate ai vostri amici, perché una preghiera, fratelli, cambia tutto. Una preghiera cambia tutto. È molto importante che noi siamo in preghiera, nella presenza del Signore, presentando ogni necessità. Vorrei mandare un saluto, un abbraccio anche ai miei fratelli che sono fuori Italia. Fratello Marco di Spagna, missionaria Mirella in Svezia, e tutti i miei amici che sono in Germania, in Portogallo, in Kenya, in Mozambico, in Brasile, in Perù, in Paraguay, negli Stati Uniti, in Ecuador. Dio benedica i miei fratelli. In Francia, ci sono nostri fratelli in Francia. E vorrei mandare un abbraccio ai miei fratelli francesi. Che il Signore vi benedica abbondantemente. Se non seguite i profili di Instagram, noi abbiamo 3 profili official che sono Shea Damiti settore 01, che è la provincia di Firenze, Shea Damiti settore 02, che è la provincia di Pisa, e Shea Damiti settore 03, che è la provincia di Verona. Un abbraccio a Marco Lillo, nostro missionario, con la sua famiglia, Denisa e Enea. Un abbraccio a Giovanni, missionária Dariana, che sono coordinatori della missione nel settore 03 a Verona, e missionário Marco e la missionária Denisa sono coordinatori del settore 02 in provincia di Pisa, e io e Priscilla coordiniamo tanto il settore 01, che è la provincia di Firenze, e la missione in Italia e fuori Italia. Il Signore è grande, la sua bontà rimane in eterno. Io vorrei lasciarvi
una parola stamattina, una parola che parla ai nostri cuori, perché molte volte noi viviamo questo versetto, ma a volte noi ci stanchiamo di aspettare. Vorrei lasciare questo versetto a tutti, che si trova in Ecclesiasti. Ecclesiasti, capitolo 11. Ecclesiasti, capitolo 11. Versetto 1, dice così la parola del Signore. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fane parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Gloria a Dio. Lancia, getta il tuo pane sulle acque. Con questo versetto vorrei meditare con voi su una signora di Sunem. Nel capitolo 4 di Seconda Re, nel versetto 8, la parola dice che un giorno Eliseo passava per Sunem. Là c'era una donna ricca che lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così tutte le volte che passava di là andava a mangiare da lei. La donna disse a suo marito: ecco, io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, costruiamogli di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarvisi. Così un giorno che egli giunse a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. Quella donna non aveva nessun obbligo. Io ieri ero con alcune persone e parlavo su questo, che a volte noi non siamo così, non pensiamo così come dice la parola di Dio, di gettare il pane sulle acque. Pensiamo molto al giorno di oggi. Gesù ha detto: voi state pensando molto al giorno di oggi e lasciate per ogni giorno il suo male. Loro pensavano al futuro, loro pensavano come sarebbe il futuro, quindi se oggi noi facciamo così, come sarà domani? Ci sono persone che vivono di questo modo, preoccupati, ansiosi. Ci sono persone che, un giorno ero qui in chiesa che dicevo, ci sono persone che stanno pensando al giorno della malattia, stanno pensando al giorno della siccità, stanno pensando al giorno che le cose non andranno bene.
Ho visto un video che una coppia sta facendo una casa seminterrata per Apocalisse. Insegna come conservare gli alimenti, e ci sono persone proprio che seguono questo tipo di persone, si interessano del loro contenuto, un contenuto completamente pieno di ansietà e di persone che non credono nel Signore. Un contenuto pieno di incredulità. E vorrei dirvi che incredulità è peccato, perché se noi non possiamo gradire, se noi non siamo graditi a Dio per causa della nostra fede, se abbiamo poca fede, noi non saremo gradite se dubitiamo. Non c'è piacere nel Signore nel dubbio. No. Dio piace un cuore fiducioso. E ci sono persone molto preoccupate con il giorno, con i giorni a venire, ciò che avverrà. Un giorno ho sentito una testimonianza di un pastore che diceva che passava su una strada come quella strada che si fa verso Pomarante, che si passa in mezzo alla foresta, una strada deserta, e accanto c'era un uomo con la macchina ferma. Il pastore passava, si è fermato, è tornato, ha detto: caro, ti serve un aiuto, una mano? Cosa è successo? Mia macchina si è fermata, non so cosa è successo. Posso vedere? E quell'uomo ha permesso che il pastore vedesse la sua macchina. E il pastore ha detto: il problema della tua macchina è questo. È questa valvola. E il pastore ha detto: io non ce l'ho una valvola qui, ma so dove possiamo trovare. Ha smontato quel pezzo, ha detto: io porto in un'officina questo pezzo per ricambiare la valvola, e lo riporto. E è andato in officina, ha portato il pezzo che si è rotto, ha fatto il cambio e ha riportato e ha montato di nuovo, e la macchina è partita. E quell'uomo ha detto: come faccio per ricompensarti? Come faccio? E il pastore lo ha guardato sugli occhi e ha detto: guarda, io non ho fatto niente che ciò che sapevo, potevo e avevo. E molte volte, fratelli, noi non facciamo. Quel pastore andava verso un culto, aveva un impegno, ma non poteva lasciare quell'uomo in mezzo alla strada, fermo, in una strada deserta. Molte volte noi pensiamo molto alle nostre cose e tratteniamo la benedizione. E non sappiamo che servire è come seminare. Il versetto 1 del capitolo 11 di Ecclesiastes ci insegna a gettare il tuo pane sulle acque.
Sa cos'era questo? Gli egiziani hanno creato un sistema di irrigazione che trasportavano l'acqua del Nilo in mezzo al deserto e facevano dei canali dove l'acqua passava. E quindi quando il Nilo era pieno, loro cosa facevano? Lanciavano i semi di grano. E come il seme di grano non è pesante, l'acqua portava via quel seme. E quando veniva giù l'acqua del Nilo, anche nei canali l'acqua bassava. E sull'argine dei canali cosa rimaneva? I semi. E per tutti i canali, lungo l'argine dei canali egiziani, si germogliavano i semi di grano. Ma loro lanciavano da una parte e raccoglievano lungo l'argine. La parola del Signore dice che quella donna di Sunem ha fatto ciò che poteva fare. Lei tratteneva con premura, la parola dice, l'uomo di Dio, Eliseo, insieme al suo servo Geasi. Lei tratteneva con premura e lo dava da mangiare, e non bastando questo, lei ha detto: io voglio fare di più. Non è che lei non poteva, lei poteva. Tu sai cosa tu puoi fare e non stai facendo. Tu sai cosa è sulle tue mani da fare e tu non stai facendo. Perché? Perché dici: sai che questo serve a me, perché questo mi è utile, perché questo tempo serve per questo, perché questo giorno mi serve per questo, e non vuoi prendere un impegno con Dio. E la Bibbia dice che chi semina poco, poco raccoglierà. E quella donna ha seminato sul campo di Dio. Perché quando ha fatto per Eliseo, non ha fatto per Eliseo. Lei pensava di fare per Eliseo, ma stava facendo per il Signore. Nel versetto 12, la parola dice: e disse a Geasi, suo servo, chiama questa sunamita. Ele la chiamou e lei si apresentou davanti a lui. Eliseu disse a Geasi: dile così, tu hai avuto per noi tutta questa premura. Che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito? Lei rispose: io vivo in mezzo al mio popolo. Ed Eliseu disse: che si potrebbe fare per lei? Geasi rispose: certo, non ha figli, il suo marito è vecchio. Eliseu gli disse: chiamala. Geasi la chiamò e lei si presentò alla porta. Ed Eliseu le disse: l'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio. Lei rispose: no, mio signore, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. Era già delusa. Ma la parola dice nel versetto 17 che questa donna concepì e l'anno dopo, in quel medesimo periodo, partorì un figlio, come Eliseu le aveva detto. Fratelli,
Lei ha fatto ciò che poteva. Eliseo, come un uomo di Dio, anche ha detto: io devo fare qualcosa per questa donna. E pregò per lei, la benedisse. E la parola dice che lei concepì. C'era una situazione irrevocabile dentro la casa di quella donna. Lei aveva ouro, lei aveva argento, lei stessa ha detto con la sua bocca: io vivo in mezzo al mio popolo. Esiste una cosa migliore di che vive in mezzo al suo popolo? Non esiste. Chi è straniero sa la difficoltà che è vivere in mezzo a un popolo che non è il suo popolo. Vediamo qua i fratelli che si spostano dal sud al nord Italia, vivono bene, ma se domandiamo, c'è con noi Salvatore di Verona e lui è siciliano, questi giorni era in Sicilia e lui ci può dire quanto gli manca la Sicilia. Non è che non vivi bene, ma gli manca il suo popolo. Ognuno di noi sentiamo, anche se abbiamo tutto. Quella donna aveva tutto, ma gli mancava una cosa. E lei aveva aspettato molto quella cosa. Era un figlio. Suo marito era già vecchio. Ossia, per lei, per la sua famiglia, era impossibile. Perché Geasi dicesse che suo marito era vecchio, quell'uomo era molto vecchio veramente. Perché se fosse una mezza età, Geasi aveva detto: sai, lui è una mezza età, o suo marito è sterile, ha un problema, ma il problema del suo marito era la vecchiaia. Ma la Bibbia dice che chi aspetta nel Signore voleranno con ali come aquile. Lui rinnova. Stamattina il Signore ha un rinnovo nella tua anima, nel tuo cuore. Stamattina il Signore sta rinnovando il tuo corpo fisico. Questa mattina il Signore sta rinnovando la tua mente stanca. Stamattina il Signore sta rinnovando le tue forze spirituali che tu non riesci più a combattere, e il Signore sta rinnovando mente, corpo e spirito. Il Signore ti sta rinnovando esta mattina. Questa malattia andrà via oggi dalla tua vita, nel nome di Gesù. Questa stanchezza andrà via oggi, nel nome di Gesù, della tua vita. Questo problema dentro la tua casa andrà via oggi, nel nome di Gesù. Perché il Signore sta vedendo il libro delle croniche. Alleluia! Oh, gloria! Tutto ciò che noi facciamo per il Signore, anche se Lui non ha bisogno di ricompensarci, Lui ci ricompensa. Alleluia! Gloria! Gloria! Alleluia! Lui non ha bisogno di fare niente perché ha fatto già tutto, ha dato la sua vita per noi, ci ha salvato, ci ha dato il diritto di vita eterna, di salvezza, il perdono. Cosa vogliamo di più? Ma Lui vuole fare il di più. Alleluia, gloria! Il Signore vuole fare di più. Quella donna ha fatto quello che poteva, quello che aveva e quello che sapeva. Lei ha dato da mangiare, ha trattenuto con premura, non ha fatto per obbligo, perché Eliseo bussava alla porta. Attenzione, fratelli, noi non siamo mendicanti.
La Chiesa non è mendicante. La Chiesa è l'istituzione più potente che esiste sulla terra. La Chiesa è l'organismo più vivo che esiste sulla terra. Non pensare che la Chiesa è una mendicante, perché ciò che facciamo alla Chiesa non è una elemosina. Alleluia, Gesù è qui. Ciò che noi facciamo per la Chiesa non è una elemosina, è un investimento sul campo di Dio. E chi non investe sul campo di Dio non vedrà i germogli sulla terra. Quella donna non ha seminato sulla vita di Eliseo, quella donna ha seminato sul campo di Dio. Gesù ha detto: chi accoglie uno di questi, molte volte accoglie angeli a casa sua, senza sapere. Quella donna non sapeva che quell'uomo era un uomo di Dio. Io so mio marito che questo uomo è un uomo di Dio, facciamo una casa, una camera per lui di muratura. Io non voglio fare una cosa male, io voglio fare per bene. Ci sono persone che per benedire un'altra dà quello che non serve. Quel ventilatore rotto, quel letto bucato che sta per rompersi, quell'armadio mancando una porta, quella sedia che se uno si siede si rompe, quei vestiti bucati. Ci sono persone che per fare la Caritas, fa la Caritas con ciò che non serve. Ciò che non serve va alla spazzatura. Quando quella donna ha voluto seminare sul campo di Dio, ha seminato il meglio che aveva. Attenzione con i semi che tu stai gettando. Chi lavora sul campo sa che deve scegliere un seme buono per seminare, perché se si semina un seme che non serve, non raccoglierà. Sarà una perdita, un investimento perso. Ma quella donna ha fatto un grande investimento e ha ricevuto. Eliseo ha fatto una domanda. Lei ha detto: io ho tutto, sono in mezzo al mio popolo. Lei mica non ha detto: sai. Eliseo ha detto: tu vuoi che io parli con il re? O con il capitano dell'esercito? Esiste qualcosa che devo parlare per te? Qual è il tuo problema? Perché ognuno di noi abbiamo un problema. Ma qual è il tuo? Cari miei, il Signore è fedele e sa le nostre necessità. Ma Lui vuole anche che noi presentiamo la nostra vita al Signore. Presentiamo al Signore i nostri bisogni, la nostra casa. Ma vorrei chiederti una cosa. Tu puoi presentarti al Signore? Tu sei conosciuto? Perché quella donna era una donna conosciuta da Eliseo. Eliseo la conosceva. Eliseo sapeva chi era lei. Non era da un giorno che lui era trattenuto da lei. No. Per tanti giorni. Appunto, lei lo conosceva bene, che ha fatto, che ha discernito, ha potuto discernere che lui era un uomo di Dio.
Ci sono persone che quando vedono un'altra, quella è una benedizione. Tu la conosci? Perché dire una benedizione per un momento è un conto. Io voglio vedere una persona che è una benedizione nel quotidiano, tutti i giorni, oggi, domani, dopodomani, febbraio, março, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 2026, 27. Non basta oggi, dobbiamo essere sempre. Eliseu ha dato una buona testimonianza e lei ha detto: questo uomo è un uomo di Dio, un santo uomo di Dio, consacrato al Signore. E ha voluto benedire Eliseu. Ha fatto quello che poteva per lui, non ha trattenuto la benedizione, anzi ha seminato, ha gettato il suo pane. E qual è stato il risultato? Vittoria. Qual è stato il risultato? Vittoria. Tu puoi scrivere che stamattina è una mattina di vittoria? Perché Dio sta aprendo il libro delle croniche. Come il re Assuero aveva un libro, e ogni re aveva un libro. E anche Dio ha un libro. E questo libro è davanti a lui. Perché Dio considera ogni cosa che tu hai fatto per il Signore, per il Re, per i suoi servi. Lui considera. E sa qual è la cosa che mi colpisce di più? È che quella donna è rimasta incinta, ha partorito. Quella donna ha avuto altri problemi. Eliseu l'ha aiutata, ha risuscitato suo figlio che è morto. Ma la Bibbia dice che quella donna aveva perso tutto, perché la siccità che è successo in Samaria è arrivata da lei. E cosa è successo? Quella donna ha dovuto spostarsi del suo paese. Ha perso la sua terra, ha perso i suoi beni. Come tempo di guerra. Ma la parola del Signore dice che la siccità si è passata. E quella donna tornò al suo paese. Tornò. Capitolo 8 di Seconda Re. La parola dice: Eliseo aveva detto alla donna di cui aveva risuscitato il figlio: alzati, va tu con la tua famiglia e soggiorna all'estero, dove potrai, perché il Signore ha chiamato la carestia ed essa verrà nel paese per 7 anni. La donna si alzò e fece come le aveva detto l'uomo di Dio. Se ne andò con la sua famiglia e soggiornò per 7 anni nel paese dei Filistei. Finiti i 7 anni, quella donna tornò dal paese dei Filistei e andò dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. Allora il re discorreva con Geasi, servo dell'uomo di Dio, e gli diceva: ti prego, raccontami tutte le cose grandi che Eliseo ha fatte. E mentre appunto Geasi raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco che la donna di cui era stato risuscitato il figlio venne dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. E Geasi disse: o re, mio signore, questa è la donna, questa è la donna
E questo è suo figlio che Eliseo ha risuscitato. Il re interrogò la donna che gli raccontò tutto e il re le mise a disposizione un funzionario. Apri le tue mani stamattina, perché il Signore ha una restituzione per darti. Io ricevo, Signore. Il re le mise a disposizione un funzionario al quale disse: falle restituire tutto quello che è suo e tutte le rendite della terra, dal giorno in cui lasciò il paese fino a ora. Tu ricevi? Tu ricevi questa parola? Puoi riceverla? Io penso che tutti sono così, con le mani aperte, ma io vorrei domandare: prima di essere così, tu sei stato così? Prima di essere così, tu sei stato così? Quella donna, prima di essere così davanti al re, è stata così. Gloria al Signore. Preghiamo, fratelli. Preghiamo perché il Signore ci dia un cuore allegro. Preghiamo perché il Signore ci stacchi dal cuore ogni ansietà, preoccupazione, incertezza, dubbio, perché Dio non opera sull'incertezza, Dio non opera sui dubbi, Dio non opera sull'incredulità, Dio non opera sulla paura, Dio opera sul campo della fede. Preghiamo stamattina, aumentaci la fede, Signore. Aumentaci la fede e togli, stacca, leva, pulisce, soffia, sradice, Signore, l'incredulità del mio cuore, della mia vita, dei miei pensieri. Oh Padre, nel nome di Gesù, vorrei pregarti stamattina, chiederti misericordia per ognuno di noi. Quando pecchiamo con parole, quando pecchiamo per azioni, per atti, per pensieri, quando ci preoccupiamo, quando siamo insicuri, quando abbiamo paura. Come hai detto ai discepoli, perché avete paura, uomini di poca fede? Signore, perdonaci per la nostra poca fede. Perché molte volte noi vogliamo una sicurezza su ciò che stiamo vivendo, vogliamo un mare calmo sotto nostro controllo, vogliamo che la barca faccia quello che è da fare, che niente esca del previsto, perché abbiamo paura degli imprevisti. Siamo fatti da questo mondo che ci programma, che ci fa essere persone sistematiche, che abbiamo paura degli imprevisti, di cose fatte all'improvviso. Vogliamo sapere inizio, mezzo e fine. Abbiamo paura della fine, perché non abbiamo controllo sulla fine delle cose. E per questo noi lavoriamo intensamente per avere una fine tranquilla, per
garantire una fine meno difficile. Signore, la tua parola dice che alcuni confidano in carri, altri in cavalli, ma noi, il tuo popolo, ci fidiamo in te, che hai fatto i cieli e la terra. La nostra fiducia è in te, Signore, che ha fatto i cieli e la terra. Aumentaci la fede stamattina. Perché so, Signore, che ciò che abbiamo bisogno per oggi, tu provvederai. Molte volte Satana vuole scaffeggiarci la faccia, dicendo dov'è il tuo Dio? Guarda la tua situazione, guarda questa bolletta, allora, guarda questa malattia, guarda, alleluia, questo parente, questo figlio, questa donna, questo marito, questa moglie, guarda a tua giornata senza lavoro, guarda questa analisi di sangue, guarda la diagnosi del medico, guarda. La tua parola dice: alzo i miei occhi verso il monte. Da dove mi verrà l'aiuto? Signore, io credo che tutto viene da te. Io non darò gloria agli uomini per nulla. Io non darò gloria a nessun uomo. Ah, sai perché questo mi ha aiutato, questo mi ha dato una mano. Oh, sono molto felice, grazie a fratello, a sorella, a quello, a quell'altro. Grazie a Dio, gloria a Dio per la vita del mio fratello, che il Signore ha toccato per benedire. Gloria a Dio per la vita di quel giudice, gloria a Dio per la vita di quell'avvocato, gloria a Dio per la vita di quel commercialista, gloria a Dio per la vita di quel notaio, gloria a Dio per la vita di quel geometra, gloria a Dio per la vita di quel lavoratore, di quel muratore, di quell'elettricista, di quell'idraulico, di quel figlio, di quel marito, di quella moglie. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a Dio, perché è il Signore che tocca nei cuori delle persone. Signore, quella donna sunamita di Sunem è stata toccata da te per benedire Eliseo, perché tu hai dato a lei abbondantemente. Signore, perché noi non possiamo fare se tu ci hai dato? Leva oggi ogni incredulità della nostra vita, incertezza, insicurezza, paura. Nel nome di Gesù, Signore, soffia della nostra vita queste cose, perché noi possiamo essere uomini di fede. Che gradiscono te, Signore. A volte, Signore, le persone hanno un cuore chiuso, le mani chiuse, la mente chiusa. Ma apri oggi. Insegnaci oggi, Signore, a gettare il pane sulle acque.
e le persone che passavano sui canali dell'Egitto vedeva tutto lungo l'argine pieno. Ma chi ha seminato? Ah, non sapete? È il sistema idraulico dell'Egitto. Loro mettono in quella cascata i semi, e l'acqua stessa porta lungo l'argine. E ora qua il risultato. Signore, aumentaci la fede. Ci fai essere partecipi, Signore, del tuo regno, veramente. Perché noi siamo il tuo popolo. E qual è la differenza di chi serve Dio e di chi non serve Dio? È la fede. E vedrete la differenza di chi serve Dio e di chi non serve Dio. Qual è la differenza? È la fede. Perché il mondo non ha la fede, ma la Chiesa, il tuo popolo, ha la fede. La fede di guardare il mare rosso e poter sentire il Signore che dice: vai, alza il tuo bastone e divide questo mare. Con un bastone, molte volte, Signore, noi guardiamo ciò che abbiamo e diciamo: sai, non serve fare questo perché non è sufficiente. Il problema è molto più grosso. Questo mio aiuto non servirà di nulla, è bugia di Satana. Signore, io ho in mano solo un bastone. Noi abbiamo in mani solo un bastone. Ma non è il bastone. È ubbidire. È credere. E quando Mosè ha alzato il suo bastone, un vento. Alleluia! Tu stai soffiando un vento di provvisione. Tu stai soffiando, Signore, un vento di benedizione. Tu stai soffiando un vento di liberazione, perché noi non saremo nelle mani degli egiziani. Noi non rimarremo nelle mani del nemico. Noi non rimarremo di questa parte del mare. Tu ci farai attraversare. Come? Non lo so. Ah, volete sapere come? Il Signore ci dice: alzate i vostri bastoni stamattina e credete nella mia parola e lasciate il resto che io farò. E la tua parola dice che il popolo attraversò a piedi asciutti. Ti ringrazio di questa mattina, che tu mi rinnovi la fede, che tu mi restauri. Grazie perché sento, Signore, stamattina come una pianta potata, che quei rami in eccesso, alleluia, quei rami in eccesso, eccedenti, tu stai portando in me, perché ci sono cose nella mia vita che non hanno bisogno di essere, che ci siano. Non devo portare avanti ciò che non mi serve, ciò che è in più. Perché mentre noi tratteniamo il vecchio, il nuovo non arriverà mai. Perché il germoglio sulla pianta viene dopo la potta. Dopo la potatura, quando è potata, allora nel tempo giusto arriva il germoglio. Leva, Signore,
le eccedenze che ho, perché voglio essere nella misura che tu vuoi per me. Nel nome di Gesù, continua con noi, oggi e sempre. Amen. Alleluia. Che Dio vi benedica. Che meraviglia, fratelli. Un abbraccio a tutti. Sono felice di essere qui con voi e vorrei mandarvi un abbraccio, dirvi che ogni mattina della preghiera del mattino per me è speciale e che so che il Signore sta lavorando. Un abbraccio a tutti i miei fratelli di Sheadamiti, ai miei fratelli che cooperano con la missione, a quelli che pregano, che contribuiscono. Che Dio benedica a tutti i miei fratelli che partecipano della missione, sia pregando, sia facendo e contribuendo. Grazie per la tua offerta, per la tua fede di sostenere l'opera del Signore. Veramente che il Signore ti ricompensi abbondantemente. Vi saluto, vi auguro una giornata benedetta e volendo il Signore ci vediamo giovedì con la preghiera del mattino. Pace a tutti. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con te, con la tua famiglia, con tutti noi, oggi e per sempre. Noi diciamo amen. Amen. Perfetta grazia, che dolce suono ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni lui mi promise, sicuro in lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume di vero amor, grandiosa grazia,
grazia.